Buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue dalla pagina Facebook di Erodoto, buonasera a chi ci segue dalla pagina di Bottega Errante. Oggi nuova puntata per raccontarvi, per presentarvi da vicino il numero appena uscito di Erodoto 108 e nello specifico andremo a scoprire un'isola, l'Islanda. Un'isola che è terra di vulcani, che è un'isola magnifica, di bellezze naturali, di fiordi, di scogliere, ma come vedremo oggi è anche molto, molto, molto altro. È un'isola fragile, un'isola minacciata dal riscaldamento climatico, dal turismo di massa, quello proprio invasivo, e la scopriremo passo dopo passo assieme ai nostri ospiti, che saluto, e quindi do il benvenuto a Susanna Cressati, che ci segue quasi via, come se fosse un collegamento via radio, perché la sua webcam non ci aiuta in questo momento. Saluto Andrea Lippi, Roberto Luigi Pagani e Raul Precht. Benvenuti e grazie per aver accolto il nostro invito e soprattutto per aver contribuito con i vostri testi, con le nostre fotografie a questo nuovo numero di Erodoto. Susanna, comincio con te, colonna portante di Erodoto 108, giornalista, redattrice, inviata, ha collaborato con l'Unità, poi con la Regione Toscana, appunto colonna portante, per cui parto da te perché anche in questo numero e soprattutto nel dossier dedicato all'Islanda fai un bellissimo ragionamento su questa terra, prendendolo da un punto di vista particolare, dall'Islanda come terra di poeti, come terra di grande letteratura, come anima però anche silenziosa. Susanna. Allora, io intanto devo dire una cosa, a parte che colonna portante, insomma, un po' esagerato, ma insomma, la cosa più bella nella collaborazione, tutto sommato sorprendente, che io ho con Erodoto, sorprendente perché non sono, come dire, una grande viaggiatrice, né mi ero occupata quando lavoravo appunto nei ruoli che tu hai ricordato. Non mi sono occupata di queste cose in specifico, è il fatto che è veramente divertente. Cioè fare questa rivista è divertente perché è una scoperta continua di situazioni, di persone, di storie che davvero mi sta conquistando un po' la volta. Ecco, devo dire, forse sono le conquiste migliori perché sono quelle che poi durano, no? Non è stato un innamoramento così a colpo di fulmine, ma è venuto piano piano. E devo dire che da questo punto di vista l'Islanda ha aiutato, perché tra le poche cose che posso ricordare delle mie passioni di viaggiatrice, anche se non ci sono stata in Islanda, l'Islanda però è una di queste, è una di quelle mete sempre sognate, agognate, per qualche motivo poi, o perché c'è da lavorare, o perché costa troppo, o perché c'è i figlioli, o perché varie situazioni, poi non riesci a concretizzare, però ti rimane sempre lì, come una spina nel fianco, no? È come un desiderio inappagato. E questa volta invece ci sono un po' riuscita, nel senso che quando mi hanno detto, vabbè dai, curaci un po' questo dossier, poi possiamo parlare anche del resto della rivista, ma il nostro focus è il dossier, ho detto va bene dai, stavolta me ne faccio carico. Devo dire che la cosa ci sono due cose nell'impostazione che io personalmente do al lavoro, che poi è un lavoro totalmente volontario e di divertimento e amichevole che faccio con Erodoto. Uno è il côté culturale, diciamo così. Se io devo parlare di un paese, di una regione, di una città, così, per mia formazione mi rivolgo prima di tutto ai libri, ai poeti, agli scrittori, ai narratori che mi possono, come dire, introdurre nei segreti di questi luoghi e di queste persone, perché secondo me qui abbiamo avuto Manganelli, qui abbiamo avuto Leopardi, dialogo di un islandese della natura. Perché ci danno il colore, danno la prima, come dire, un'impressione quasi sempre stimolante, ecco, abbiamo avuto Terzani per il... No, scusate,
non Terzani, Maraini per il Giappone, abbiamo avuto Pasolini per l'India, no? Abbiamo usato questi nomi e qui ne abbiamo avuti altri e devo dire che questo esercizio culturale, poetico e letterario aiuta molto. L'altra cosa è di evitare il mito. No? Noi ci facciamo un film, una storia nel nostro pensiero di come deve essere fatto un paese e ce ne facciamo un'immagine nostra che non sempre, francamente, non sempre è poi suffragata da quello che è la realtà, insomma. Noi non siamo una rivista di turismo, no? Siamo una rivista che parla di paesi, di luoghi, di storie, di persone, anche di natura, eccetera, di situazioni in varie parti del mondo. Non abbiamo lo spirito turistico, ecco, abbiamo piuttosto lo spirito di quelli che vanno a cercare varia umanità in giro per il mondo e anche questo è stato molto utile, questo atteggiamento, per trovare, almeno poi lo diranno loro che hanno scritto, gli altri partecipanti a questa serata e che hanno scritto, perché io in fondo non ho scritto nulla, ho letto, sì vabbè, qualche cosa ho scritto anch'io, poi le interviste, eccetera, eccetera, e l'editoriale, però loro che abitano, che vivono, che sono stati più o meno a lungo in Islanda e che hanno scritto di questo paese ci diranno se ci siamo riusciti a non prenderla sotto questo profilo appunto non dell'esotico, ecco, di un esotico gratuito, ma cercare di scoprirne un po' le caratteristiche, le problematiche, anche a volte anche problemi seri, problemi appunto tu hai rammentato quello dell'overturismo o del riscaldamento globale e quindi senza la pesantezza ovviamente di un saggio tecnico, ma con questo spirito narrativo che è proprio della nostra rivista. Potrei ricordare come ultimissimissima cosa, perché spazio agli scrittori, un po' come dire, l'indice, no? Volentieri, così iniziamo a mappare, ad aiutare chi ci ascolta a capire di cosa siamo andati a caccia. Esattamente. Allora, si comincia con un narratore che tra l'altro abbiamo qui presente stasera, un pezzo di Raoul Precht sul Caffè del Mattino, un'elegia che ci introduce, Caffè del Mattino, ci introduce proprio in medias res nell'ambiente islandese. Roberto Luigi Pagani, secondo ospite qui stasera, che in Islanda abita, lavora, studia, vive e che ha un seguitissimo blog, un italiano in Islanda. Abbiamo perso Susanna? Mi avete perso? Ecco, adesso ti abbiamo ritrovato. C'era una musichetta che faceva quasi sala d'attesa, che non so se veniva dal tuo device. No, assolutamente. Allora sono congiunzioni strane. Ti abbiamo ritrovato. No, una cosa strana, no, io sono qui in una stanza tranquilla. Dicevo, Roberto Luigi Pagani, a cui abbiamo chiesto invece proprio un'intervista a tutto campo, visto anche che ha questo blog seguitissimo, un italiano in Islanda, da un sacco di contatti e poi soprattutto perché ci vive, ci sta, ci lavora, ci studia e quindi era l'ideale persona per noi per introdurci in questo paese. Poi abbiamo gli itinerari equestri, in sella per sentieri selvaggi, di Barbara Leoni. Un pezzo che a me è piaciuto moltissimo, che mi è stato suggerito da Roberto Luigi Pagani sull'uccello, su un animale che è proprio il simbolo di quest'isola bellissima, che è un uccello carinissimo, che si chiama il piviere dorato, di cui parliamo insieme a Paolo Volponi, che è un etologo, che abbiamo tra i nostri amici. Leonardo Piccione ha scritto Un Atlante dei vulcani islandesi e ne abbiamo potuto pubblicare un estratto, e Silvia Cosimini invece, che è
per una casa editrice super specializzata come Iperborea, una delle maggiori traduttrici insieme a Pagani, eccetera, della letteratura islandese, ci ha spiegato il segreto del successo di una letteratura in un'isola che, non dimentichiamo, conta 300.000 abitanti, cioè meno di Firenze. Eppure, Susanna, visto che, per non svelare subito tutto l'indice, visto che proprio hai curato tu l'intervista a Silvia, e visto che appunto dici che ci sono 300.000 abitanti, però è incredibile la tradizione letteraria che ha questo paese e la tradizione anche di profonda lettura, no? Noi qua in Italia ci lamentiamo sempre, spessissimo, di quanto poco si legga nel nostro paese, ma in realtà invece in Islanda succede ben altro. E allora, prima di arrivare ai nostri 3 super ospiti, magari dacci 2 coordinate su questo incontro che hai avuto con Silvia. Allora, sì. Allora adesso io non ricordo tutti i dettagli, comunque lei ci ha spiegato intanto sicuramente la grande tradizione delle saghe, e poi Piccioni sicuramente, Pagani sicuramente potrà approfondire meglio, perché anche lui si è occupato di questa cosa, delle saghe nordiche, no? Norrene, che costituiscono la base della tradizione letteraria islandese. Però poi l'Islanda ha avuto anche un premio Nobel nella letteratura, per esempio, mi pare agli inizi del Novecento, e poi soprattutto ha un'attività editoriale estremamente forte, estremamente ricca, soprattutto nel periodo, diciamo, ottobre-novembre, nel periodo invernale, con una produzione, voi vedrete i nomi che sono stati citati lì, che poi io ho ritrovato anche in altre pubblicazioni, eccetera. Molto spesso si tratta di narratori che sono insieme anche poeti, oppure che come una produzione. E quindi, diciamo così, e anche molte donne che validissime, con dei nomi veramente validi, e devo dire che è anche facile approcciarsi a questa letteratura, a questa produzione, perché appunto in Italia c'è una buona tradizione di traduzione di queste opere che si ritrovano e che è possibile procurarsi senza troppe difficoltà. L'ultima cosa è la questione della lingua. Con Silvia abbiamo approfondito le questioni che riguardano una difficoltà per un paese così piccolo come l'Islanda di conservare la propria, come dire, autonomia linguistica. Ovviamente gli effetti della globalizzazione possono essere rischiosi anche in questo senso, però io tra l'altro ho sentito Silvia Cosmini parlare islandese, su YouTube c'è una conversazione che lei fa con un famoso scrittore di Reykjavik, ed è una lingua estremamente dolce, bella, anche complessa, assolutamente incomprensibile, totalmente fuori dai nostri radar, però molto affascinante. Ecco, vedo Roberto che sorride, che giustamente l'ascolta ogni giorno. Però sicuramente ed è una delle problematiche che abbiamo affrontato, anche questo dell'autonomia linguistica e del preservare la lingua islandese come ovviamente un segno identitario di un popolo che si tiene insieme anche attraverso la lingua. Assolutamente, grazie Susanna. Prima stavi presentando, perché ti ho interrotto io bloccandoti nella presentazione dell'indice, ne hai presentati 2 su 3, quindi il terzo che mancava è Andrea Lippi, e quindi parto con te, fotografo toscano, affascinato dall'Oriente, dall'estremo nord. In questo numero di Erodoto abbiamo visto alcune delle tue meravigliose fotografie, perché dicevamo, l'Islanda è sicuramente una terra complessa, con molti problemi, con molte complessità, ma appunto anche una terra di grandissima meraviglia e di bellezza naturale. Adesso io le mostro intanto, però ti chiedo quanto è complicato
approcciarsi per un fotografo alla meraviglia della natura, questa grandezza e questa potenza anche visiva? Quanto è difficile e come lo hai fatto tu, che lo hai fatto benissimo, perché adesso mostriamo le immagini. Grazie a tutti, buonasera. Sì, allora io era da tantissimo tempo che volevo andare in Islanda, però da fotografo avevo anche tanta paura, perché l'Islanda è, credo, uno dei luoghi forse più fotografati, no? Da una parte anche, possiamo dire, fotogenici in genere. Io però avevo un grandissimo problema, perché io, come spesso mi definisco, sono un madrelingua bianco e nero, cioè la mia lingua madre è il bianco e nero. E quindi dovevo approcciarmi all'Islanda, volevo anche approcciarmi all'Islanda fotografando in bianco e nero. Siccome io sono dell'opinione che quando si vuole fotografare in bianco e nero si deve partire per fotografare in bianco e nero e non fotografare a colori e poi dopo tramutare la foto a colore in bianco e nero, quindi anche l'approccio di ricerca è stato un approccio molto difficile, perché ovviamente appena ti sposti un po' dalla città e inizi a vedere questi panorami veramente stupendi, il colore veramente ti entra dentro, no? Dalla potenza che ha. Però ho cercato di fare un po' con la fotografia in bianco e nero quello che ho fatto poi anche in altri luoghi, come ad esempio il Giappone. Con Erodoto abbiamo fatto un altro dossier lo scorso anno appunto sul Giappone, ovvero quello di cercare di ridurre al massimo gli elementi nella scena e cercare di trovare questo contrasto che è un contrasto da un punto di vista visivo di tono, no? Quindi il bianco e il nero, e contrasti anche piuttosto forti in queste immagini, devo dire. Ma al tempo stesso anche il modo fanno sentire un po' anche secondo me, o meglio, questo era il mio obiettivo, fanno sentire un po' anche la potenza della natura, no? La forza della natura, perché la prima cosa che si avverte, almeno la prima cosa che ho avvertito io di fronte a questi paesaggi di mare, di lava, di questi campi di lava neri, il verde, ho apprezzato quasi quel timore, no? Di essere davanti a un qualcosa di così grande e forte, e di averne quasi paura, no? Perché oggi siamo abituati a vivere anche abbastanza, insomma, sicuri, no? Nei nostri ambienti che conosciamo più o meno bene, invece siamo davanti in Islanda a questi paesaggi che veramente ti portano in un'altra dimensione. E devo dire che, parlando dell'Islanda in un'altra occasione, giusto per rimarcare un po' questa sensazione che ho avuto diciamo umana, ma poi anche ovviamente da fotografo, è che l'Islanda mi ha dato un po' quel senso di trovarsi davanti a un'opera di Rothko, no? Rothko, c'è un luogo, la faccio brevissima, c'è un luogo in Texas che si chiama Cappella Rothko, no? È un'architettura sostanzialmente dove dentro sono ospitate delle tele di Rothko. Rothko non riesce a vederla questa cappella finita perché purtroppo si suicida prima. Ma questa è una cappella, per cui è un'architettura civile, non è religiosa, ma ha una forma, ha una dimensione, ha una luce che la invade, che è tipica di un edificio religioso. E quando si entra dentro si ha quell'effetto, no? Di trovarsi all'interno di uno spazio in cui si deve far silenzio in qualche modo, si deve osservare. E si osservano queste grandi tele di Rothko, monocrome possiamo dire, e lì accade quello che Rothko voleva, cioè che di fronte a queste grandi tele l'uomo si interrogasse sui grandi pensieri, insomma, dell'umanità. Ecco, io credo che davanti a un paesaggio islandese ci sia un po' lo stesso approccio, davanti a questa natura in generale ci sia questo approccio, cioè questo approccio di veramente adesso mi fermo, osservo e da lì parte un'elaborazione anche proprio mentale che spesso si fa in solitaria, devo dire, e la fotografia sicuramente aiuta in questo tipo di approccio, ecco, perché insomma dietro la fotocamera poi ci sei da solo, come accade spesso.
Grazie Andrea. Lo diceva prima Susanna, Roberto Luigi Pagani da tanto tempo sta in Islanda, prima ci raccontavi che sei lì dal 2014, appunto studioso di lingue scandinave, del Medioevo islandese, lavori e studi lì, ci viene naturale, visto che Susanna non c'è stata, io neanche, ma chiederti come sta l'Islanda, e visto che sei un po' il nostro uomo a Lavana, aiutaci a tracciare delle coordinate di come stia quest'isola anche rispetto a quell'immaginario appunto costruito e forse un po' deviato che arriva a noi qua. Sì, è una domanda estremamente complessa, proprio ricollegandoci a questo aspetto, ovvero quello che l'Islanda è un paese reale, non è un'utopia nascosta nel profondo nord, per cui ha tutta una serie di problematiche che accomunano anche, volendo, praticamente tutti i paesi industrializzati, ovvero l'inquinamento, la gestione della sanità pubblica, la lotta tra i diritti civili, per esempio, interessi privati, interessi pubblici, tutte queste problematiche, la dicotomia tra lo sviluppo e la protezione della tradizione e anche della natura, tutte queste cose sono problematiche che interessano molto l'Islanda come tutti gli altri paesi. C'è da dire per la situazione attuale che rispetto a tanti altri paesi europei stiamo abbastanza bene in generale rispetto alla pandemia, è stata gestita molto bene, siamo stati aiutati anche un po' dall'isolamento naturale e anche dal senso civico, diciamo, della popolazione in generale che ha collaborato molto. Sotto quel profilo stiamo abbastanza tranquilli, però ci sono altri profili che rendono l'Islanda abbastanza problematica. Primo fra tutti il mercato immobiliare. È molto difficile, per esempio, trovare casa e questo è un aspetto molto dibattuto. Nel dibattito pubblico si parla tanto di questo. È impossibile per i giovani comprare casa e l'Islanda è un paese come l'Italia dove comprare la prima casa è considerato una cosa fondamentale, è molto in alto nelle priorità di una persona. Non è così per tutti i paesi, ci sono alcuni paesi dove c'è una cultura dell'affitto, l'Islanda ha una cultura dell'acquisto. C'è questo problema dell'economia che tende ad impazzire per bolle finanziarie che poi hanno delle ripercussioni molto pesanti sulla vita di tutti perché è un'economia estremamente piccola e poi ci sono anche stati grossi scandali economici che hanno fatto un po' tremare la politica perché si sono rivelate tutta una serie di contatti, corruzioni, eccetera, tra grandi aziende pubbliche internazionali che operano soprattutto nel settore della pesca e il governo locale. C'è una ditta in particolare, per esempio, che è stata implicata in uno scandalo gravissimo emerso grazie a Wikileaks, dove corrompevano il governo della Namibia per avere dei diritti particolari sullo sfruttamento delle loro risorse. E la vergogna particolare per l'Islanda è stata quella che la Namibia è un paese dove l'Islanda spende parecchio in aiuti umanitari, per cui c'era anche questa ironia veramente, veramente amara. Stessa cosa pochi giorni fa è emerso che un politico senza nome, tra l'altro pare del governo attuale o comunque del governo scorso, avrebbe fatto pressione sul ministro del settore ittico delle isole Faroe, cioè i vicini più prossimi all'Islanda, ancora per avere dei favoritismi, diciamo. E si è scatenato un dibattito molto pesante anche perché il presidente della banca centrale islandese ha proprio detto papale che l'Islanda è controllata da lobby, da gruppi di interesse e in genere i presidenti delle banche centrali non se ne escono con questi commenti e il fatto che lui lo abbia fatto appunto è stato qualcosa che ha scosso veramente il dibattito pubblico generale. Poi c'è la questione della natura, la protezione per esempio della tradizione. L'Islanda è il posto migliore dove mangiare la carne, per esempio. Ovviamente la dieta tradizionale è basata in gran parte su di essa per motivi climatici, carne e pesce, e la qualità è estrema. I contadini locali islandesi coltivano come noi diremmo in modo organico, no? Cioè sono famiglie che tengono gli animali con i metodi che si tramandano da secoli. Non esistono le fattorie intensive, le industrie della carne in Islanda e anche questo mondo è però minacciato dal fatto che ci sono lobby che fanno pressione per avere magari carne a basso costo importata dall'estero, togliere, diciamo, sussidi e aiuti a questo mondo rurale che viene visto come non più
rilevante, nonostante sia stato la spina dorsale dell'economia locale e anche un po' l'anima dell'Islanda. Noi immaginiamo l'Islanda come una società di pescatori, ma gli islandesi sono diventati pescatori soltanto nel Novecento, perché prima non avevano navi e pescherecci, andavano a pescare per sussistenza su delle barchette aperte e ci lasciavano spesso la pelle. La maggior parte degli islandesi erano fattori, allevavano il bestiame, e c'è un po' ancora il rispetto per questo mondo, ma è qualcosa che va svanendo, cioè c'è sempre un po' l'ammirazione per la campagna, l'Islanda di una volta, ma ovviamente siamo tutti catturati nella vita frenetica della città, e non dimentichiamo che 2/3 dell'Islanda vive in una città. 2/3, cioè 200.000 persone circa, abitano nell'area della capitale, per cui sono proprio la massa critica della popolazione, quella che poi traina anche le politiche locali. C'è un sistema messo in piedi per dare un pochino più di peso al voto dei contadini, ovvero delle persone che abitano fuori dalla capitale, e anche questo è fortemente criticato, perché ovviamente quelli che abitano a Reykjavik vorrebbero che il loro voto valga esattamente quanto quello di qualsiasi altra persona. E ci sono insomma tutte queste dinamiche che contribuiscono a creare un paese complesso con molte problematiche. Adesso abbiamo per esempio anche l'immigrazione. Gli islandesi hanno fatto molta fatica all'inizio, per esempio, ad abituarsi all'idea che la loro lingua può un attimino essere pronunciata, magari non perfettamente, da qualche poveraccio che sta cercando disperatamente di impararla. E per anni, adesso sta cambiando la situazione, ma quando io sono arrivato qui era praticamente impossibile riuscire a comunicare in islandese, perché appena sentivano l'accento straniero o l'errorino grammaticale passavano all'inglese e uno non otteneva mai delle chance, no, per fare pratica. Adesso un po' la mentalità sta cambiando, iniziano a esserci degli episodi, per esempio, a ridursi gli episodi in cui magari una persona con un aspetto non proprio islandese non viene automaticamente considerata come uno straniero, per cui si comincia subito a parlare inglese, magari quello lì è più islandese di te, no? È nato e cresciuto in Islanda. Iniziano un po' a cambiare le idee su che cosa significhi essere islandese, che cosa significhi Islanda anche. È tutto in mutamento, diciamo, e ci sono ovviamente questi conflitti che emergono. Grazie, vedete, in Erodoto gli approcci sono veramente tanti e diversi. Abbiamo avuto quello visivo di Andrea, appunto quello di Uomo sul campo di Roberto, e poi c'è quello narrativo di Raoul Precht, scrittore di romanzi, di saggi. Qua ad Erodoto hai donato un racconto, e parto da un'immagine fortissima che ho di questo racconto, quella di questi molluschi e della sabbia generata da questi molluschi e di questo cementificio di cui tu ci parli. E quindi ti chiederei di aiutarci a entrare in modo narrativo nei tuoi percorsi in Islanda. Prima dicevi che, mentre eravamo in backstage, che sei un recidivo, perché ci sei andato e poi ci sei tornato, per cui Raoul, a te la parola. Grazie mille. No, intanto io vi ringrazio per l'invito a partecipare alla rivista, ma anche l'invito stasera. Mi fa molto piacere parlare di Islanda, perché appunto, come ti dicevo, sono un turista recidivo, nel senso che, pur avendo viaggiato moltissimo e in diversi continenti, l'Islanda rientra nella mia top 10, anzi nella top 5 addirittura delle destinazioni preferite, perché è un posto che trovo suggestivo, meraviglioso, e poi gli aggettivi potrebbero sprecarsi. Nell'Ottocento chi visitava l'Islanda spesso e volentieri tornava con una sensazione, una strana patologia, che è stata chiamata Island on the Brain, cioè un mal d'Islanda proprio che rimaneva nel cervello, e da cui però la gente non voleva in realtà guarire, cioè era contenta di aver mantenuto questa sofferenza. È una sofferenza che io ho sentito su di me subito dopo questo primo viaggio, che poi è stato brevissimo, come adesso vi racconterò. Quindi per me l'Islanda è un posto, come dicevo, magnifico, e ho scritto questa piccola raccontino d'occasione proprio, come minimo contributo alla letteratura odeporica, ma soprattutto come minimo contributo appunto all'Islanda e ai viaggi che ho potuto fare. Il primo viaggio fu del tutto casuale, nel senso che noi viviamo da 30 anni a Lussemburgo, e negli anni 90, a un certo punto, non so se fossero i prodromi della rivoluzione turistica che si sarebbe poi sviluppata in Islanda successivamente, ma improvvisamente Icelandair fece una rotta
Lussemburgo, New York. E noi che volevamo ovviamente andare a New York, i prezzi erano ragionevoli e ci dicemmo perché no. L'unico problema, fra virgolette, era che bisognava cambiare aereo a Reykjavik. E allora ci dicemmo, ma perché non approfittarne e rimanere qualche giorno e farci un giretto per l'Islanda? Quindi rimanemmo tipo 3-4 giorni, pochissimi in realtà, e riuscimmo a vedere solo alcune piccole cose intorno alla capitale. Facemmo il famoso circuito d'oro, insomma, cioè il classico. Poi Roberto ce ne potrà magari parlare più diffusamente, ma insomma i geyser, l'Althing, il vecchio Parlamento, il primo Parlamento d'Europa addirittura. Io lavoro al Parlamento europeo, quindi ero praticamente costretto ad andare a vedere il sito dove è nato il primo Parlamento d'Europa, ovviamente. E poi le cascate di Gulfos, che è un altro posto assolutamente meraviglioso, suggestivo, e soprattutto lo era all'epoca. Poi vedremo, appunto, le cose sono un po' cambiate perché si poteva accedere un po' dappertutto senza grandi problemi. Oggi ci sono barriere un po' dappertutto, anche perché il turismo si è moltiplicato, ovviamente, si è centuplicato, penso, rispetto all'epoca. Quindi vi parlo del 94, quasi 30 anni fa, insomma, è passato parecchio tempo. Da questa prima microvisita io ricavai diverse impressioni. La prima impressione fu un'impressione cromatica. Proprio arrivando immediatamente in Islanda ti rendi conto che c'è un verde che in vita tua non hai mai visto e che lo vedi solo lì praticamente. Una sensazione veramente, veramente strana. E poi ci sono state tutta una serie di aneddoti, di cose che sono successe, cose che abbiamo saputo. Per esempio, una cosa interessante e anche abbastanza divertente che mi raccontarono all'epoca era che c'era sicuramente un basso tasso di criminalità in Islanda, forse c'è ancora oggi, non lo so, poi dopo la crisi del 2008 sarà aumentata anche lì, ma all'epoca mi raccontavano che avevano pochissime celle di prigione e che la gente che veniva condannata a volte doveva addirittura aspettare il proprio turno per poter essere detenuta come la legge avrebbe imposto. Quindi era una cosa abbastanza particolare. Un altro incontro particolare che facemmo fu su un autobus cittadino. Ci capitò un conducente che non era islandese, era americano, e noi eravamo rimasti gli ultimi due a bordo e lui naturalmente si mise a chiacchierare con noi da bravo americano e ci raccontò un po' tutta la sua vita. E questo era un pilota aeronautico che per amore ovviamente di una donna, si era spostato in Islanda e aveva deciso di andare a vivere lì. Quindi da pilota d'aereo era passato a conducente di bus. E questo poi, diciamo che per amore ci sono state diverse storie di questo genere. Una famosa fu quella di Vladimir Ashkenazy, il pianista e direttore d'orchestra, che anche lui passò molti anni della sua vita in Islanda, fu poi anche il direttore principale dell'orchestra nazionale islandese, che è un'orchestra diventata, grazie anche a lui, piuttosto importante anche a livello europeo, e anche lui appunto sposò un islandese e si trasferì per molti anni in Islanda. Quindi è un posto che evidentemente attira anche da questo punto di vista. Questo quindi fu la prima scappata e non fu preparata, non fu programmata, quindi io ero andato abbastanza vergine mentalmente, insomma, non mi aspettavo nulla di particolare e rimasi quindi molto colpito. Il secondo viaggio invece è stato 5 anni fa e nel frattempo avevo avuto modo ovviamente anche di leggere qualche cosa in più, sia autori islandesi sia autori che sull'Islanda hanno scritto. Prima abbiamo citato Manganelli, per esempio. Devo dire che, a parte ovviamente Indridason, che è diventato famosissimo con i suoi gialli un po' dappertutto, in tutto il mondo, che secondo me è anche un autore valido nel suo genere, rispetto anche a tutti gli altri giallisti del nord Europa che vanno per la maggiore, sembra estremamente valido. Ma poi un altro autore che a me piace molto, poi magari ne parliamo, visto che avete accennato un po' a fatti letterari, è Gudmundsson, che ha scritto un bellissimo romanzo, Angeli dell'Universo, è stato tradotto e pubblicato in Italia appunto da Iperborea, tanto per cambiare. È un bellissimo romanzo in cui riprende le vicende di un suo fratello schizofrenico che morì giovanissimo a 40 anni
è un romanzo molto toccante, molto, molto suggestivo anche quello. Quindi è una letteratura estremamente valida, estremamente attiva, ma lo è da sempre, cioè lo è dal Medioevo in realtà, perché è sempre stata estremamente connessa, che se ne pensi, con il resto della letteratura europea. Quindi c'è stato uno scambio molto molto forte, che spesso si ignora in realtà, ma che c'è, insomma, e ancora oggi noi poi, naturalmente, qui Roberto entra in gioco se vuole, su questo anche abbiamo tradotto anche le saghe islandesi, l'Edda e così via. Insomma, c'è tutta una serie di cose che sono comunque arrivate fino a noi e continuano a essere pubblicate e ritradotte costantemente. Quindi dicevo, il secondo viaggio invece, che è stato un viaggio molto più lungo, è durato 3 settimane, abbiamo fatto tutto il circuito, praticamente tutto il ring, per così dire, perché in Islanda c'è questa grande strada praticamente che fa tutto il giro e che consente quindi di andare a vedere tutta l'isola, salvo una piccola parte a ovest per la quale bisognerebbe fare una deviazione. Poi a proposito di deviazioni, noi ci siamo concessi anche una deviazione appunto alle Westman, che sono delle isole molto belle anche quelle, dove tra l'altro segnalo a chi dovesse andarci, perché è una cosa che mi ha molto colpito, un museo dedicato alle vittime dell'eruzione vulcanica che c'è stata nel 73, mi sembra, non vado errato, sì. Che è un museo tenuto benissimo, fatto molto bene, un museo di questi didattici appunto, ed è molto toccante e molto suggestivo. Quindi ecco, abbiamo avuto modo quindi di girare un po' tutta l'isola, di vedere i ghiacciai, di vedere i fiordi, di vedere le foche, tantissime cose che non vi sto adesso a dettagliare perché sennò non finirei più. E però ecco, ci sono andato preparato, ovviamente avevo letto Manganelli, avevo letto autori che hanno scritto l'Islanda, avevo letto Oden che aveva scritto nel 30, era andato nel 36. La storia di Oden è interessante perché poi si riconnette un pochino al discorso del caffè nel mio racconto. Il mio racconto è tutto basato allora, Raul, ti interrompo così, sì. Questa storia te la teniamo in coda, ce la racconti alla fine, perché ci sta venendo tantissima voglia a me e Susanna, ascoltandovi voi tre, di prendere il primo volo e andare con voi in Islanda tutti insieme. E allora, siccome Andrea e Raul ci sono Covid permettendo, guarda, anche domani. Esatto, ci sono già stati, io chiederei a Roberto, che è là, dove porteresti me e Susanna, tu che magari hai anche in questo momento uno sguardo da dentro, ovviamente, che ci sei stato tanto e quindi ci puoi proviamo a saltare gli itinerari più famosi, più importanti, più noti, anche perché appunto Erodoto va alla scoperta di cose anche inedite, nascoste. Allora facci fare un piccolo tour immaginario in un'Islanda altra. Io ho il mio angolo dell'Islanda del cuore e tra l'altro è una parte di Islanda dove tutti passano perché ci sono costretti, ma nessuno si ferma. Ed è esattamente il sud-est, ovvero la zona tra la famosa spiaggia nera di Vik, fotografatissima, e le lagune glaciali, ovvero questi enormi spazi con le lingue che piombano nel mare o in alcuni laghi. E in questa parte di Islanda che sta esattamente nel mezzo la gente di solito passa di corsa e non si sofferma troppo, eppure è una delle parti di Islanda intanto più amene, è molto bucolica, molto agreste, è una zona a vocazione agricola soprattutto, ed è una zona che nei secoli è stata quella più isolata del paese, perché noi adesso pensiamo soprattutto ai fiordi, quelli che menzionava Raul appunto, come la zona più isolata, perché la strada d'anello non ci passa. Ma nei secoli passati in Islanda si viaggiava soprattutto in barca da una zona all'altra, più che andando in giro a cavallo, eccetera. Specialmente in questa zona arrivarci a cavallo era quasi impossibile proprio per il fatto che i ghiacciai che stanno su ambo i lati e che la abbracciano in qualche modo, spesso se ne escono con queste alluvioni, no? Che spazzano via tutto quello che incontrano e che sono mortali. I ponti del sud vengono regolarmente spazzati via da queste alluvioni e questa zona qui nel mezzo è anche una delle parti di Islanda che ha la storia più antica, perché essendo il sud-est è anche la zona dove ci si avvicina prima, venendo dall'Europa in nave, come devono aver fatto i primi coloni, che fossero dei monaci dall'Irlanda e dalla Scozia, che fossero i norvegesi. In questa zona è stato fondato nel 1100 un monastero
ed era un centro culturale importante. Ancora oggi ci sono tantissime leggende nella zona legate a questo convento femminile, ci sono leggende sugli elfi, per esempio, che sono un elemento pregnante, no, del folklore locale, e ci tengo anche a precisare che sono, nella mentalità islandese, gli elfi sono dei discendenti di Adamo ed Eva. La storia della loro creazione si trova nelle fiabe islandesi, per esempio, tradotte dalla nostra Silvia Cosimini di Iperborea, ed è qualcosa che vi consiglio di andare a guardare. Ma non soltanto in questa parte di Islanda, ma l'Islanda in generale, conviene guardarla con gli occhi di chi ha letto la sua letteratura. La si capisce molto meglio, il paesaggio lascia tutta un'altra esperienza. E ricordo che il bello dell'Islanda dal punto di vista culturale è proprio questo miracolo letterario che è iniziato già dagli albori. Appena arrivato l'alfabeto latino nell'anno 1000 con la conversione al cristianesimo, gli islandesi si sono messi a scrivere come dei dannati, e nei secoli del Medioevo hanno prodotto il doppio dei manoscritti che sono stati prodotti in tutta la Scandinavia, Norvegia, Svezia e Danimarca messe insieme. Non hanno scritto saghe in Danimarca, Svezia e Norvegia, le saghe sono tutte islandesi, sono una quantità spropositata e sono delle prose che mostrano una grande dimestichezza con la letteratura europea del tempo e anche classica. Gli islandesi non sono mai stati tagliati fuori culturalmente come la loro geografia farebbe pensare. E anche questa parte di Islanda che vi dicevo, il sud-est, tra i grandi ghiacciai, è proprio una testimonianza di questo, una zona con un fermento culturale per via della sua storia legata al monastero, ma è anche una zona che ha mantenuto molto di più la tradizione, che è stata contaminata molto meno dalla modernità. Tra l'altro i commentatori di viaggio dei secoli passati dicevano spesso che in questa zona parlavano ancora l'antica lingua norvegese, la chiamavano, perché essendo isolati gli abitanti di questa zona, appunto, erano meno sensibili agli influssi linguistici degli altri dialetti dell'Islanda, per cui è un piccolo angolo ameno abbracciato tra deserti di sabbia nera e ghiacciai, che consiglio di esplorare davvero a fondo. Ah, guarda, io sto prendendo appunti, come prima prendevo appunti quando parlava Raul di libri, per cui non riuscivo neanche a starli dietro, per questo poi l'ho interrotto. Chiedo invece ad Andrea di aiutarci invece a immaginare la fotografia che non hai scattato in Islanda. Torneresti per scattare quale fotografia? Beh, allora, sicuramente nell'immaginario credo che le aurore boreali siano tra le immagini che forse ognuno vorrebbe catturare, no? Oltre che osservare. Ma forse la cosa che mi è piaciuta di più è proprio le cose che stava dicendo adesso Roberto, cioè questa sensazione comunque di sentirsi in uno spazio antico, diciamo così, da un punto di vista proprio del paesaggio, al di là dei usi e costumi, insomma. E questo aspetto, secondo me, lo si trova in tantissime cose che troviamo in Islanda, e tornerei soprattutto per fotografare quella parte dell'Islanda in un periodo anche molto più difficile, no? Quando magari fa più freddo. Io sono stato soprattutto in estate, perché credo che soprattutto in certe stagioni ci sia proprio la possibilità di avvicinarsi proprio ancora di più mentalmente, ma anche proprio col corpo, a certi tipi di sensazioni che l'Islanda ti passa, no? E allora mi piacerebbe molto, dopo essermi comprato un bel vestito che mi copre dal freddo, attraversare l'Islanda in un periodo che non è prettamente quello estivo. Ora magari non andrei proprio nei periodi peggiori, ma insomma cercando un po' di neve, cercando di lavorare ancora di più col bianco e nero in queste situazioni, che credo che devono essere veramente stimolanti per la fotografia, ma insomma per la mente soprattutto, devo dire. Ecco. Assolutamente. Raul, torno da te per riprendere questo discorso che abbiamo lasciato sospeso e ti ho interrotto e ti chiedo scusa. Così anche per avvicinarci al tuo caffè e al racconto che hai regalato a Erodoto, e magari anche per lasciare ai nostri spettatori un libro tra tutti, quelli di cui abbiamo parlato, quello a cui più sei legato della letteratura islandese. Della letteratura islandese, dicevo, questo Angeli dell'Universo di Gudmundsson, secondo me è un gran libro.
No, ma io stavo parlando di Oden perché volevo collegarlo col mio caffè, col caffè del mio racconto. Dunque, Oden, che è un poeta anglo-americano, che probabilmente conoscono tutti, ed era un poeta di sinistra, diciamo, un poeta contrario ovviamente all'avanzata del nazismo, eccetera, eccetera. Si ritrova nel 1936, in un periodo in cui tutti gli altri poeti andavano in Spagna, giustamente perché c'era la guerra di Spagna. Lui invece decide, viene pagato anzi dalla Faber & Faber, la sua casa editrice, di andare in Islanda per 4 mesi insieme al suo compagno dall'epoca, e quindi passa 4 mesi in Islanda. E Oden, tra l'altro, era piuttosto picchi, era piuttosto esigente in fatto di cibo e non ama affatto la cucina islandese, e spesse volte pare cenasse semplicemente con dei caffè e delle sigarette, insomma, passava le sue cene in questo modo, sprezzando un po' quello che gli veniva offerto. E la guida, l'accompagnatore islandese, a un certo punto fa un calcolo e scopre che nell'arco di 4 mesi quest'uomo aveva fatto fuori qualcosa come 1500 caffè. Insomma, pensiamo su una media di 12-13 caffè. Un po' tantino. Quindi ecco, ritorna alla privazione da caffè, no, di cui parlo nel racconto. E appunto Oden era stato in Islanda per scrivere un libro che si chiama Lettere dall'Islanda, che forse esiste qualche edizione in italiano, non ne sono certo. Soprattutto non sono certo che ci sia un'edizione recente, perché in Italia le cose escono ma poi scompaiono anche con grande rapidità, come ben sappiamo, insomma. Voilà, tutto qui era la piccolo aneddoto che volevo aggiungere, insomma. Niente, poi dal punto di vista sempre letterario, se mi consenti, ritorno su Manganelli, naturalmente. Assolutamente. La famosa Isola Pianeta. C'è una frase molto, molto bella di Manganelli dedicata all'Islanda. Se la ritrovo, la leggo al volo. Dice: la creazione è appena finita. Dio suda alle mani sporche di un universo ancora informe, sfinito dal parto e felice. È veramente una terra che sembra geologicamente appena nata, no? Ed è un'immagine molto, molto bella, secondo me. Grazie mille, Raul. E allora, Susanna, in chiusura di questo incontro, ti chiederei di provare ad aiutarci a chiudere quell'indice di cui stavamo parlando, ma anche di provare a dirci che cos'altro possiamo scoprire in questo nuovo numero di Erodoto, oltre appunto al dossier Fragile Islanda. Allora, ora mi sentite? Mi sono eclissata per farmi sentire meglio. Anch'io volevo però contribuire a una piccola, così, questa nostra suggerimenti di lettura. Assolutamente. Vi dico Johan Kalman Stefansson e la sua trilogia, che è strepitosa. Paradiso e Inferno, La tristezza degli angeli e il cuore dell'uomo, che comincia con la storia di un giovane pescatore, guarda caso, un giovane pescatore dell'800 che perde la vita su una di quelle barche di cui parlavamo prima, scoperte nella tempesta, perché non ha dimenticato la giacca, perché pur di non dimenticare il libro che gli piace di più, e che è Il paradiso perduto di Milton. C'è una cosa, uno stringimento del cuore veramente strepitoso. Dunque, cosa abbiamo ancora di Islanda? Tantissime cose, perché noi abbiamo parlato di alcuni dei pilastri, questi veri, sì, di questo numero, ma ce n'è tantissimi altri articoli, perché non abbiamo fatto a meno, ovviamente, di scandagliare anche aspetti più di curiosità, appunto dal cibo, il baccalà, ovviamente alle isole, quindi abbiamo fatto qualche capatina nelle isole vicine, poi abbiamo avuto disegnatori come Scarabottolo, abbiamo avuto una graphic novel di Elisabetta Percivati, insomma
e non si è potuto fare a meno di parlare di calcio, perché sia dal lato maschile ma anche dal lato femminile, perché a Napoli ci sono nel Napoli calcio femminile ci sono 2 ragazzi islandesi che giocano, quindi non abbiamo potuto fare a meno. Dunque, le altre cose che ci sono, perché forse i nostri, quelli che ci seguono sanno che Erodoto non è soltanto il dossier in cui concentra un tema specifico, ma è una rivista che ha anche altri temi, altre rubriche. In questo specifico ci sono reportage fotografici di Vito Finocchiaro sull'Etna, bellissimo, e mentre il nostro direttore Andrea Semplici ha raccontato il suo viaggio in direzione contraria, da Santiago verso Lisbona. E molte altre cose. C'è la Firenze Greenway tra giardini, architettura e cultura, c'è un ricordo di Raffaele Ciriello, morte di un reporter coraggioso in Israele, c'è la storia di Myanmar, che tra l'altro è anche, come dire, attualissima. Lorenzo Cipriani ci ha raccontato il suo giro del mondo sul Milanto, che è una barca, un giro del mondo in barca a vela, e poi altre rubriche che abbiamo. Vi posso anche rivelare il dossier del prossimo numero. Cambiamo totalmente ambiente, perché noi siamo fatti così, siamo curiosi e irrequieti, e parleremo di Argentina. Wow! Attraversiamo l'oceano, non vedo l'ora. Attraversiamo l'oceano e ci fiondiamo nelle balere del tango. Beh, certo, anche lì le suggestioni sono davvero moltissime. Io ringrazio allora tutti voi, Susanna, Andrea, Roberto e Raul, grazie di cuore per averci fatto scoprire ancora un altro pezzettino di Islanda, e ricordo che appunto Erodoto 108 è un trimestrale, lo potete trovare in abbonamento e lo potete cercare nelle librerie, per cui l'invito che vi faccio ovviamente è quello di lasciarvi abbracciare dal racconto dell'Islanda e non solo, dei tanti protagonisti di questo numero, per poi scoprire anche i numeri passati e quelli che verranno. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. Buonasera.